Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo prontissimi per iniziare una nuova, anzi nuovissima puntata e scoppiettante puntata di Made in Polesine. Ciao a tutti, benvenuti, salve, io sono Davide Stefanelli. Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, ribenvenuti su queste nostre frequenze. Ecco. Che il mondo ci invidia. Che il mondo ci invidia, dai. Insomma. Qualcuno ci invidia. Dai. Allora, un saluto particolare quindi a Radio Diva, a Radio Colpe Rovigo e anche a Made in Polesine Web TV. Questi sono i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane, miei cari. E adesso andiamo subito con i titoli. Cosa dici? Vai che io sono pronto col mio jingle. Posso andare. Allora, dai. Primo titolo: musei a cielo aperto. Poi ti conosco mascherina. Vandali e furti. Rovigo senza cinema. Ahimè. Poi lavoro e infortuni. Questi i titoli che andiamo a sviluppare oggi all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo tra pochissimo per iniziare. Tra un fiatinin per iniziare la puntata di oggi. Eccoci, allora siamo prontissimi per iniziare questa puntata di oggi. Allora, come preannunciato, i nostri titoli, il primo di questi, esilo, dice, musei a cielo aperto, vai. Allora, che dire, c'è un'associazione che si chiama Street Art che sta facendo cose eccezionali in tutta la provincia di Rovigo, anche nelle vicine province di Venezia, ma in particolar modo Rovigo. È un'associazione con artisti, con persone che amano molto l'arte e in particolar modo stanno abbellendo le nostre città con la street art. Quindi tanto per ringraziare una delle curatrici che è Melania Ruggini, che sta facendo veramente un'opera grandissima, ma mi viene in mente perché proprio a Taglio di Po è stato inaugurata un'ennesima opera di Alessio B. Alessio B, per chi non lo sapesse, è uno degli artisti più quotati a livello internazionale per quanto riguarda appunto la street art. L'associazione, scusa, si chiama Deltart, ho sbagliato. Deltart, ho sbagliato io. Street art è quello che fanno appunto abbellendo le nostre città. Parlando della città più vicina che sta facendo veramente grandi opere, che nel giro di 6 anni ha abbellito 7-8 pareti in maniera veramente bella, e a Taglio di Po, appunto, dove c'è appunto una bellissima opera sia di Alessio B in un asilo che appunto dietro al municipio. Poi c'è altre 2 o 3 opere nelle palestre della casa delle associazioni. Che dire, qualcuno potrebbe obiettare, ma perché quei soldi lì non li spendono in asfalti eccetera eccetera, e potrebbe anche essere giustificabile questo discorso, anche plausibile, sì. Però secondo me dare una botta di colore alle nostre città, cercare di abbellirle, cercare di farle sempre più belle. Per esempio c'è l'idea di un'associazione in un altro paese per la bellezza del sito, del posto, quindi vorrebbero raccogliere firme, raccogliere persone per eliminare, non so, l'erba davanti alle piazze, quindi se il comune non ci può arrivare, dargli una mano per far questo. Vorrebbero anche, ed è una cosa importante, secondo me sarebbe anche giusto fare, eliminare un po' di cavi sospesi di Enel, corrente eccetera, che effettivamente molto spesso deturpano i nostri paesi. Quindi, sì. Secondo me la street art, come tutte le forme di arte, sono un segno della nobiltà d'animo che tutti noi cittadini abbiamo o dovremmo avere. Sì, questo è naturalmente riferito agli ultimi anni, perché qualche anno fa chi disegnava sui muri, anche se poi diventa un manufatto veramente eccellente, era considerato quasi un atto di vandalismo. Però adesso vedi, insomma, ci siamo un po' ricreduti. Dopo ci sono scarabocchi, ci sono segni anche a volte non proprio, diciamo, bellissimi da vedere, insomma, con disegni chiamiamoli strani, ecco, se vogliamo. Qua stiamo parlando di artisti comunque. Sì, qua stiamo parlando di artisti, insomma. E poi sai cosa ho notato? Ti ripeto, a Taglio di Po, dove tra l'altro abito, se qualcuno non lo sapesse lo dico sempre, sì. Però ci sono 7 opere, però nessuno si è mai permesso di deturparle, di rovinarle. Perché... Quindi vuol dire che c'è rispetto anche per le persone, anche per quelli che scrivono viva la F o viva altre cose, di rispettare le opere d'arte fatte bene. Quindi questo aumenta
la coscienza, aumenta anche la nobiltà d'animo delle persone e diviene un po' di vandalismo. Tra l'altro parleremo anche di vandalismo più tardi. Ok, va bene. Abbiamo così brava del TART, brava Melania Ruggini, bravi a tutti i comuni che salutiamo, aderiscono. Melania Ruggini, che naturalmente salutiamo, nostra amica. Va bene, allora stavo dicendo, abbiamo così concluso il nostro primo appuntamento, diciamo primo titolo. Noi ci sentiamo veramente tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Tornati come sempre su Radio Diva, su Radio Colbe e su Made in Polesine Web TV, e adesso secondo titolo che andiamo a sviluppare questa settimana: Ti conosco mascherina. Che dire, dai, allora, tanto partiamo dal fatto che dai, hanno fatto, anzi il nostro Presidente del Consiglio, il nostro governo ha fatto un altro DPCM dove obbligano l'uso delle mascherine, o perlomeno averla sempre a portata di mano, e quando incontri altre persone, se non sei da solo, devi portarla, e questo qua ci sta. Non dimentichiamo che nella provincia di Rovigo, che siamo una delle province più fortunate per quanto riguarda la pandemia del Covid, abbiamo avuto già 49 vittime, quindi non è che siamo proprio al di sopra di ogni rischio, ogni problema. Però ricordiamo che proprio subito dopo il DPCM 2 bar sono stati chiusi per 5 giorni ad Adria e uno a Portoviro. Allora, secondo me è molto eccessivo questo. Anche perché in via precauzionale, diciamo, ecco. In via precauzionale si potrebbe però, anche dire: guarda, mettiti la mascherina, se poi ti rifiuti effettivamente è giusto sanzionare, eccetera. Però mi chiudi il locale 5 giorni più dopo mi fai anche la sanzione, per me è eccessivo, ma questa qua è una mia impressione. Sono 3 comunque i bar chiusi a Portoviro, non 1. Addirittura 3. Sono 3, sul sì. giornale c'era scritto 1, quindi sono 3. Sono 3. Allora, attualmente sì. E quindi questo aumenta ancora la mia perplessità. Allora, ricordiamo che le attività che più hanno risentito, a parte il mondo dello spettacolo, sono la ristorazione e i bar. Quindi se poi ci aggiungi anche questa eventuale chiusura, adesso per esempio io non capisco perché puoi stare in piedi fino alle ore 21, dalle ore 21 sei in multa o devi chiudere il locale, cioè, o chi fa le leggi non conosce un pochino la vita normale, la vita reale, vivono in un loro limbo, in un loro Olimpo, e di noi sanno poco e niente, perché per esempio se la paura è la movida, sappiate che l'aperitivo non si fa alle 21, si fa di più o meno verso le 19, ecco, sì. almeno prima di cena solitamente. Sì, questo qua proprio è la base di uno che sa un po' di materia, e quindi secondo me è molto eccessivo. Fanno bene, non fanno bene, ma chi siamo noi? Naturalmente, se avessimo noi come si dice, le mani in pasta per poter decidere, forse avremmo anche noi le stesse perplessità e le stesse difficoltà. Però che perché uno non c'ha la mascherina, adesso, da quello che si legge, uno dei baristi addirittura stava bevendo un bicchiere d'acqua, non se l'ha tirata su e poi dopo ci ha fatto subito la multa. Questo qua è un eccesso di zelo da una parte, secondo me, e anche un eccesso di come si dice? Abuso di potere, abuso quasi, di potere, ecco, non diciamo. mi veniva, ecco. Vabbè, quindi solidarietà ai locali che hanno chiuso. Sappiamo quante difficoltà ci sono, più avanti poi parleremo di altre categorie che stanno soffrendo moltissimo col Covid, e tra l'altro molto spesso non si parla. E sappiate che un bar, anche se restringe di 4-5 ore l'incasso, le spese sono sempre quelle, perché puoi ridurre un minimo i dipendenti, ma le utenze, gli affitti, eccetera, sono sempre quelli. Quindi cari governanti, magari ragionateci un po' su prima di fare certe cose. Chi siamo noi? Questo è vero, però insomma noi abbiamo solidarietà con gli amici che hanno bar e ristoranti. Sottolineiamo queste cose perché ci sembrano a volte piuttosto, diciamo, esagerate, ecco, se vogliamo, sì. E spesso anche senza senso, se vogliamo. Però dai, vedi che c'aveva anche un senso. Per me chiudere alle 21 perché se non puoi servire ai tavoli, per me è una minchiata. Sono d'accordo con te. vabbè, usando un francesismo, a dirla così in terra. Usando un francesismo. Vabbè. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Io, Davide Stefanelli, e sempre lui, Leandro Maggi, per questa puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso andiamo con il nostro terzo titolo, Vandali e furti. Questi ultimi tempi, insomma, mi sembra che nei nostri paesi sia stato anche
Partiamo che venerdì purtroppo hanno fatto un furto alle poste qua di Portoviro, esplodendo appunto il bancomat, ed è una cosa abbastanza grave, cioè neanche uno sprovveduto possa buttare una bomba, cioè, sicuramente sono professionisti del settore, non so se hanno rubato, se ce l'hanno fatta. Una cosa ben studiata, eccetera. Ricordiamo che poche settimane fa hanno fatto atti vandalici rubando anche lì il bancomat in un distributore Rosolina. Lo stesso distributore è stato colpito da un altro furto poco tempo prima, qualche settimana prima, esatto. Sì. Poi dopo, insomma, guardando i giornali, quasi ogni giorno c'è un atto di o vandalico da una parte o di grossi furti. Diciamo che fortunatamente comunque non si è fatto male nessuno. Questo è un lato positivo. Fondamentalmente è l'unica consolazione, però è una consolazione, nel senso che allora qualcuno, io proprio venerdì sono arrivato qua a Portoviro e ho fatto un paio di interviste, e tutte le 7-8 persone che ho intervistato hanno sottolineato che manca la certezza della pena. Lo stesso vice sindaco ha detto Don Riaro Macin, se li prendono fondamentalmente non gli facciamo niente e vengono liberati poco tempo dopo, primo, e poi lo stesso vice sindaco diceva non ci sono i controlli perché manca il personale, gli stessi vigili dei nostri paesi alla sera non fanno servizio, e quindi ecco, sì, è vero. Cos'è che potrebbe succedere? Che magari vi fa ancora in mente di fare le ronde come c'era tempo fa, che secondo me è un'altra aberrazione negativa, ma tanto negativa, nel senso che non puoi dare in mano, l'avevamo criticato poche settimane fa, il fatto che anche i netturbini potevano fare le multe. Quindi... Ecco, se tu dai l'opportunità a delle persone che non hanno i requisiti e non hanno l'autorità per fare molto e altro, faccia che succeda a fine mondo, che magari si prendono delle libertà, che cominciano a sparare o a picchiare eccetera, che magari uno stava mettendo la chiave sulla sua macchina. Sì, non è il caso insomma di fare queste cose. Ecco, quindi molti più controlli, è una cosa che auspichiamo tutti, molto più spese per la sicurezza, mettere anche qualche telecamera in più. Nei nostri paesi le telecamere non hanno ancora capito se ci sono, se non ci sono, se sono cablate, se funzionano, se le accendono, eccetera eccetera eccetera. Poi guardi le fiction televisive, ogni volta scoprono i delitti con le telecamere. Con la telecamera. Da noi mai. Da noi. O non ci sono, o se ci sono non funzionano. E poi la certezza della pena, che deve essere una delle cose fondamentali per una rivisitazione del nostro ordinamento giudiziario. Detto questo, musica. Detto questo, ci fermiamo un attimino, brevissima pausa, torniamo. Ok. In diretta quindi, e pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Parliamo a questo punto, questo titolo un po' così. Rovigo senza cinema, forse è l'unico capoluogo il nostro, uno dei pochi capoluoghi di provincia che non ha un cinema. Ecco, io mi ricordo per esempio, partiamo dalla notizia, che il cinema importante, la multisala che c'è a Portoviro, aveva riaperto poche settimane fa, dopo il lockdown, dopo l'incendio eccetera eccetera eccetera. Fatto sta che ha deciso di chiudere perché non ci va gente. Esatto. Allora, primo, perché non ci va gente al cinema? Perché forse qualche titolo magari non merita di andarla a vedere in TV, sì. Al cinema basta anche andare a vedere in TV. La gente si sposta meno perché ci sono tutte le regole del Covid eccetera, e poi ci sono anche delle offerte televisive tra Sky, Netflix, Rai stessa, Mediaset eccetera, che la gente sta in casa, ma questa è un'altra storia. Sì. Però partiamo dal presupposto che l'arte non paga. Nel primo post abbiamo parlato della street art nei nostri paesi, che quindi il bello piace eccetera eccetera, però per altro verso molte attività che vivono col mondo dello spettacolo, musicisti, service audio video eccetera, sono da febbraio che non prendono soldi, a parte qualche briciola, qualcuno che è riuscito a prendere i 600-700 euro. C'è stato un pochino di movimento per l'estate, ma adesso è tutto bloccato, sì. Ritorna tutto nell'oblio. Se poi chiudiamo i locali alle 21, alle 24, addio, esatto, buonanotte. Quindi da una parte l'arte fondamentalmente non paga,
è un luogo comune. Quando gli dici che lavoro fai, io suono, ti chiedono sì, ma di lavoro cosa fai? Quindi io suono, ma cosa? I campanelli suono. Ecco, non fa parte del nostro immaginario che uno possa vivere anche facendo il musicista o il service audio video. Proprio a Milano è stato sabato scorso, c'è stata una manifestazione con 500 operatori del settore proprio service, quindi che fanno il service audio video eccetera, portando 500 bauli dei loro attrezzi, e hanno in forma molto pacifica hanno picchiato e suonato per far capire alla gente che è un settore in difficoltà, Estremamente in difficoltà. ecco. Secondo te l'ha fatto vedere in TV? No, non No, mica fatto vedere. ho visto Assolutamente qualcuno no. che ha accennato qualcosa. Per fortuna ci sono i social che se ne dica ancora, sono quelli che arrivano più che divulgano tempestivamente un po' di notizie. e divulgano un po' di notizie. Quindi solidarietà a tutti gli amici che hanno service, a tutti gli amici che vivono del mondo dello spettacolo, e speriamo che effettivamente, non dico domani, ma perlomeno entro i primi del 2021 si cominci a ritornare a una normalità, a trovare qualcosa per poter ritornare anche a guadagnare per le persone che sono di questo settore. Io direi anche un po' prima dall'inizio anno prossimo, perché magari durante le festività natalizie, sai, Capodanno, Ma poi si ci sono spera queste per cose. tutti. Speriamo di riuscire a fare qualcosa, un po' tutti quanti, insomma, perché la cosa ci riguarda anche molto da Riguarda anche vicino, noi da vicino, però guarda, io ero fiducioso che a ottobre avremmo finito tutto, quando eravamo aprile-maggio, e invece no, decisamente è ancora lunga. Vabbè. Dai, allora tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Siamo pronti per concludere praticamente la puntata di oggi di Made in Polesine. Infatti questo è l'ultimo titolo che andiamo a sviluppare. Parliamo di lavoro e infortuni, ahimè. Allora, è stata celebrata la 70ª giornata delle vittime sui luoghi di lavoro, ed è ancora una cosa che purtroppo succede, non dico spessissimo, ma purtroppo le cronache ogni giorno rilevano che qualcuno è morto durante il lavoro, eccetera, o eccetera, si è fatto eccetera. male, insomma, in maniera anche grave a volte. Ci fa piacere ricordare che appunto bisogna intensificare i sistemi di protezione e cercare di salvaguardare sempre di più le persone che lavorano, e questo è una cosa lapalissiana, e penso che tutti la condividano. Vabbè, certo, sì. Però visto che noi siamo polemici, più io di te, Sì, sono un polemicone. Allora, quando si fanno i lavori, sappiamo tutti che le protezioni, mettere a norma il tutto, implica, a parte le spese, quelle non le metto neanche, ma anche un rallentamento nell'esecuzione dei lavori, o sbaglio? No, è vero, perché quando sei imbragato dappertutto, esatto, hai il casco in testa, hai le scarpe gli occhiali, le scarpe antinfortunistiche, il gancio, se sei un sacco di e cose, questo qua insomma, sarebbe giusto seguirlo. Ti rallenta, insomma, ecco, sarebbe giusto seguirlo, e effettivamente le regole ci sono. Sulle regole, forse è uno dei paesi, il nostro, tra i più tutelati da questo punto di vista. Okay. Però, per far polemica, quando si fa un appalto lo puoi subappaltare, il terzo subappalto cosa gli può rimanere se non è veloce nell'esecuzione, se non fa i lavori in sveltezza, magari chiudendo un occhio sia per la sicurezza ma anche sulla qualità quindi è inutile che vogliamo tirare, una cosa, se uno paga le tasse, se è in regola al 100%, meno di tanto non può costare, e quindi le stesse aziende, specialmente pubbliche, che fanno degli appalti al ribasso e che ogni volta dice ma come fanno a starci dentro? Da qualche parte ci stanno dentro perché da qualche parte devono stringere, e quando poi stringono nella salute e nella sicurezza del posto di lavoro, succede che magari qualcuno muore, e dopo tutti a dire ma guarda qua, ma guarda là, ma si come poteva evitare, si poteva fare, ma guarda questo che delinquente quell'azienda, eccetera eccetera. Invece poi molto spesso è anche perché si è costretti da questo tipo di offerte di lavoro e offerte di pagamenti. Quindi solidarietà, e soprattutto vicini a tutte le famiglie che hanno perso il loro congiunto. Però bisogna veramente rivedere questo discorso qua, secondo me. Un lavoro, visto che ci sono degli analisti tempi e metodi che non sbagliano di un centesimo la stima di un lavoro, se il lavoro viene stimato che meno di 100 non può essere fatto, e poi dopo glielo dai in appalto a 80,
che questo qua lo do in appalto a 70 e questo qua lo do in appalto a 60, da qualche parte, da qualche rogna ci deve sì, essere. qualcosa si deve stringere per forza, insomma, in questo Esatto. caso. Non ci sono... Questo succede nel pubblico, succede anche nel privato. Quindi... Certo. Vabbè. Detto questo, 70ª giornata delle persone vittime dei posti di lavoro. Allora, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. L'ultima finestra di oggi di Made in Polesine, solamente naturalmente per i saluti finali. Insomma, Al nostro bellissimo pubblico. Sì, noi vi ringraziamo come sempre della vostra gentilezza e della vostra pazienza soprattutto. E della vostra fedeltà. E della fedeltà, che questa è una cosa che sinceramente quando siamo partiti forse non ci aspettavamo, però insomma abbiamo visto anche dei numeri molto importanti e siamo contenti della vostra partecipazione settimanale. Va bene, dai, con questo elogio, con questa sviolinata al nostro pubblico, da parte nostra per voi, insomma, vi ringraziamo. Ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva FM, su Radio Colbero Vigo e su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana e il nostro classico countdown 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.